Sono state 2 giornate intense per gli studenti delle quarte e delle quinte dell'Istituto Tecnico Statale del settore tecnologico Alessandro Volta di Trieste, che per una volta non si sono dedicati a lezioni o a laboratori, ma all'orientamento verso il loro futuro. L'Agenzia regionale per il lavoro e i centri di orientamento della regione, in collaborazione con l'istituto di cui è preside la professoressa Frescura, hanno organizzato una fitta serie di incontri per illustrare le opportunità post-diploma. Oggi sono stati presentati i centri di orientamento regionali, i percorsi dei 4 istituti tecnici superiori regionali e l'offerta degli atenei di Trieste e di Udine, con particolare riguardo alle facoltà di ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni e di ingegneria biomedica. Ieri si è parlato di ricerca attiva di lavoro, di costruzione del curriculum vitae, di ricerca di lavoro all'estero e degli strumenti finanziari regionali e comunitari messi a disposizione dei giovani per facilitarne la mobilità professionale in Europa. Il momento più pregnante è stato però la presentazione di 7 aziende con le quali gli studenti del Volta sono potuti entrare in contatto diretto. Varsila, Fincantieri, Telit, Innova Replay, Euris e Arsenal hanno spiegato chi sono e cosa fanno e soprattutto hanno dato vita a vere e proprie simulazioni di colloqui di lavoro. Le aziende hanno le idee chiare sulle attitudini che conteranno per il reclutamento. Una buona capacità di relazionarsi con gli altri, di lavorare in gruppo, una buona conoscenza della lingua inglese, una capacità di gestire in autonomia il proprio lavoro e di sapersi coordinare al meglio in tutte le situazioni. Sicuramente la capacità di lavorare in gruppo, sicuramente un'ottima conoscenza dell'inglese, questo è fondamentale, e una tanta voglia di fare e di crescere continuamente. Quali sono le qualità che occorre mettere in campo in un colloquio di lavoro? Parlano gli studenti reduci dalla simulazione. Come qualità sicuramente la determinazione e avere la testa sulle spalle, sapere ciò che si studia e niente, avere anche molta ambizione per arrivare magari anche in cima. Emozionato al colloquio? Sì, è stato forte, si può dire. L'unica cosa, per fortuna, avevo già lavorato, ero già stato in alternanza in quell'azienda e quindi avevo un minimo di conoscenza. Che cosa ti hanno chiesto? Che cosa hanno cercato di capire di te? Hanno cercato di capire che tipo di persona sono e quanto so di ogni cosa. Gli ho detto, ad esempio, mi ha detto che linguaggio sai, io ho risposto con un linguaggio e mi ha fatto una domanda proprio specifica su quel linguaggio. Quindi ho provato anche se quello che dico è reale.